Meravigliosa la torre medievale e poi ci si allontana sempre di più dal mare fino a vedere le prime avvisaglie della montagna, il calcare del Monte Albo e poi il Supramonte, una montagna che direi è mitica per tanti motivi. Intanto è uno dei luoghi più selvaggi del Mediterraneo, non tutti sanno che ad esempio in Supramonte si trova Sugarropu, che è il canyon più profondo d'Europa. No? Quindi adesso siamo nella stagione ancora buona, perché quest'inverno è molto mite, per fare delle escursioni in questi luoghi di natura straordinaria. Certo. Uno dei motivi per andare in Sardegna d'inverno. Ma certo. Un altro motivo è dato da questo: si può scoprire finalmente un po' di cultura senza soffrire molto il caldo. Per esempio fino al 18 dicembre c'è una manifestazione che si chiama Autunno in Barbagia, per cui ogni fine settimana in un paese diverso per 3 giorni si fa festa. Bello. Si fa festa, ci sono degustazioni enogastronomiche, ci sono artigiani al lavoro che tutti possono vedere, si possono fare acquisti di artigianato straordinari, si possono vedere i costumi. Noi ci siamo, guarda, quando c'è da degustare, da vedere, da fare i mercatini e le feste, noi sicuramente ci siamo, quindi hai fatto benissimo. Questa è da scrivere come in agenda, fino al 18. Appuntamento fino al 18, tutti i fine settimana, anche questo fine settimana da domani c'è Autunno in Barbagia a Fondi, che è il paese più alto della Sardegna, quindi è un'occasione per vedere tante cose nuove di quest'isola che tanti pensano di conoscere bene. Okay. Poi ancora un altro aspetto importante, Luca, che voglio sottolineare: la cultura. In Sardegna, proprio d'inverno e proprio in Barbagia, si hanno occasioni straordinarie. Ad esempio a Nuoro, al Museo Man, si può visitare la mostra di Cartier-Bresson, che insomma non è proprio l'ultimo arrivato. Certo. Poi si può a Oliena visitare la mostra di Antoni Gaudì, la Sagrada Famiglia, quindi anche quella è una bellissima mostra. Per chi ama la scultura si può andare al Museo Nivola di Orani. Non tutti forse lo hanno visitato, ma Costantino Nivola è stato uno dei più grandi artisti della Sardegna, diventato famoso soprattutto negli Stati Uniti, dove fu docente ad Harvard, alla Columbia University e a Berkeley. Uno scultore di umilissime origini, perché suo padre era un muratore.